Buonasera coach, benvenuto nella conferenza stampa post partita, do a lei la parola per il suo primo commento sulla gara. Sì, buonasera a voi. Sicuramente per noi un ottimo avvio di campionato che ci deve dare grande spinta, dobbiamo rimanere con grande umiltà sul pezzo, su quello che stiamo facendo. Penso che oggi abbiamo anzitutto meritato di vincere, soffrendo un po' alla fine quando ci sono scappati via, diciamo così, un po' Wilzer, un po' Moretti, ci hanno messo in difficoltà con i tiri da 3 punti, mentre la fatica l'avevamo fatta nel primo tempo, soprattutto dentro l'area, nei secondi tiri. Loro hanno tirato alla fine 15 tiri più di noi e anche qualche tiro libero, ma diciamo 15 tiri dal campo in più sono tanti, sono veramente tanti. Fortunatamente abbiamo tirato bene da 3 punti e direi che insomma siamo stati abbastanza solidi difensivamente. Noi sappiamo che per essere una chiave importantissima possiamo fare anche un pochino meglio, anche perché qualcuno di miei non ha reso proprio tantissimo, poi abbiamo avuto qualche problema anche fisico oltre che di falli tra Makura, Bowman, Polica prima, insomma da gestire, però la squadra insomma nel suo complesso ha reagito e giocato di squadra, insomma, quindi penso che ci sia stata una buona dimostrazione di team, proprio di cooperazione, di collaborazione oggi, è molto importante, perché poi il capitolo 2 è che vincere qui è molto difficile contro una squadra di alta levatura come la Reger, insomma è significativo e sicuramente, visto anche i risultati i risultati di questo campionato stanno già cominciando a dire che sarà un campionato molto complesso, equilibrato, molto avvincente, soprattutto per i tifosi, insomma, per chi lo segue, per gli appassionati, però ovviamente per noi che ci siamo dentro è anche molto pericoloso, quindi bisogna fare molta attenzione. Questa è un'ottima vittoria per noi. Se avete domande, siamo qua. Prego. Grazie. Complimenti coach, rispetto alla passata stagione sembra una squadra molto più matura e già pronta per fare probabilmente una stagione da playoff. Questa è la sensazione vista oggi. Ti ringrazio, spero che tu abbia ragione naturalmente in questa. No, è molto presto per dirlo. Sicuramente c'è un'area, come dire, molto buona all'interno dello spogliatoio perché riguarda anche il lavoro quotidiano e come dicevo prima, la collaborazione, la cooperazione che c'è tra di loro, con giocatori che vogliono effettivamente vincere, vogliono fare un campionato importante, e quindi poi insomma abbiamo anche noi i nostri alti e bassi, i momenti di un po' di vuoto pneumatico ogni tanto, ma insomma ci si lavora sopra e lo spirito è quello giusto.